Nicola Furlan ci ha abituato ad opere sintetiche, opere frutto di un lungo percorso di riflessione, di sperimentazione. In quest'opera del 2019 ci racconta a suo modo La Palla d'Oro, uno dei più straordinari tesori della Basilica di San Marco. E chi conosce questa straordinaria opera del passato può ritrovarla, nonostante lo stile di Furlan sia molto sintetico, molto particolare, uno stile unico nel suo genere, e altre opere sono sicuramente fortemente astratte. In questo caso degli elementi di riconoscibilità della pala invece ci sono e sono apprezzabili, perché Furlan riesce a rendere l'idea di un manufatto storico senza tradire il suo stile, che è unico e che è frutto di un lungo percorso. Quindi un esperimento decisamente riuscito.